Bentrovati agli amici che ci seguono da casa, qua a casa mia. Oggi una giornata per me importante, mi preme ricordare oggi 17 di febbraio 2010 è il compleanno del mio maestro che da diversi anni mi ha portato e mi porta ad un ampliamento di coscienza. Il 17 di febbraio del 1929 nacque Alejandro Jodorowsky e oggi ricorre il suo 82esimo compleanno. E quindi abbiamo pensato insieme a Tiziana Marranci delle Messaggerie Sarde, la libreria sita a Sassari in piazza Castello 11, di ricordare questo straordinario poliedrico personaggio che è Alejandro Jodorowsky. Sarebbe anche riduttivo rimarcare che è stato regista, attore, ma mi preme ricordarlo quello che un po' eterodossi, era Montale. E proprio stasera, entrando nella biblioteca, i primi 3 libri che ho toccato erano 3 libri di Montale, che era poi il poeta, naturalmente, il poeta preferito da Renzo. Se uno conosce la storia di questa specie di trimurti dell'ermetismo che fu fabbricata un po' ad arte alla fine degli anni 30, agli inizi degli anni 40, tra i poeti italiani, capisce cosa c'è dietro la scelta di Montale. Montale non era un classico o classicista alla Quasimodo, non era un ermetico, diciamo così, di professione come Ungaretti, era un cercatore di verità, di realtà, un uomo che cercava sempre di rappresentare poeticamente la realtà con quella misura, che poi con quella misura, con quella serietà, quella oggi si dice sobrietà, ma con un altro significato. La sobrietà di Renzo era la sobrietà della parola, dell'espressione, che era quella che doveva governare, che governò non soltanto i suoi testi letterari, ma poi abbiamo detto anche il suo cinema. E in questo libro di Gianniolla, che raccomando vivamente, perché Gianni è bravissimo, un bravissimo studioso di cinema, e ha fatto sempre un grande lavoro di documentazione sul cinema sardo. Quel lavoro di documentazione da una parte di critica militante, ma dall'altra anche di lavoro bibliografico, che deve accompagnare un'attività culturale sempre per radicarla nel mondo cui è destinata e per farla durare nel tempo. E c'è anche un mio articolo che ho letto poco fa, scusandomi con Dinolfo mentre tu parlavi, e solo quando Gianni o tu hai detto che era stato scritto nel 96, ho ripreso coscienza, perché leggendo quell'articolo ho trovato cose di cui mi ero totalmente dimenticato, ma essendo di 14-15 anni fa c'avevo diritto anche di dimenticarmelo, perché sarà grande il diritto alla libertà, come diceva il sindaco poco fa, ma il diritto alla dimenticanza, all'oblio, al distacco è l'unico privilegio che ci resta da vecchi. Grazie. Bene, ringraziamo il professor Brigaglia, che è il solito straordinario affabulatore. È stato evocato più volte. Gianniolla è il critico cinematografico della Nuova Sardegna, ha insegnato storia e critica del cinema all'Università di Sassari e di Cagliari, ha scritto molte cose, ha scritto molto anche di cinema sardo, e il suo quel poderoso e ponderoso saggio che racconta, che analizza e scheda il cinema sardo, 109 anni di cinema sardo dai Lumière a Sonetaula, come dice il titolo. Ha scritto molto di Fiorenzo Serra, ma forse su Fiorenzo Serra c'è ancora molto da studiare, giusto Gianni? Sì, per esempio colgo l'occasione per dire che questo libro è ancora molto consultato perché non esistono altri migliori, ma non perché non è possibile farli, ma perché ancora nessuno li ha fatti. Il libro è comunque introvabile ormai da molto, insomma, è stato diffuso
È vero che è stato scritto nel 96, ma il lavoro di ricerca risale a molto tempo prima, dove c'è stato un periodo di oblio.